sono stati sorpresi con quadri di valore rubati in Spagna. Per questo i poliziotti della squadra mobile hanno sottoposto a fermo due cittadini peruviani di 42 e 49 anni con l'accusa di ricettazione. Gli agenti, in seguito ad un'attività investigativa, hanno raccolto elementi che indicavano la possibile presenza di una refurtiva proveniente dalla Spagna sul territorio romano. Durante un servizio di osservazione hanno rintracciato i due che entravano in un bar in via Casal de Pazzi con delle grosse valigie. Li hanno identificati e controllati e hanno trovato uno dei due uomini in possesso di 650 euro in contanti e all'interno di una valigia 3 quadri avvolti in panni e buste, nonché una scultura di metallo munita di targhetta dalla quale si evinceva la provenienza spagnola. Grazie alla collaborazione con la divisione Interpol del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, si è appurato che le opere d'arte ritrovate erano state rubate all'estero. In particolare, i due quadri, intitolati rispettivamente Caballo Blanco con Carro e Puerto de San Sebastián, dal valore complessivo di 170.000 euro, di proprietà della Galleria d'Arte Lorenart, erano stati rubati da un hotel di Madrid a maggio 2021. I due uomini sono stati sottoposti a fermo per il reato di ricettazione in concorso e associati presso la casa circondariale di Regina Coeli. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e contestualmente è stata disposta per i due uomini la custodia cautelare in carcere.